Buongiorno, buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, un grande buongiorno da Antonio Verna. Se volete intervenire in diretta chiamateci allo 0266 20 35 29 oppure mandateci un sms scritto o vocale su WhatsApp al numero 346 64 277 56. Oggi al telefono con noi ringraziamo sin da subito l'onorevole della Lega, la dottoressa Ingrid Bisa. Buongiorno onorevole. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie mille per aver accettato il nostro invito questa mattina. Allora, onorevole, nelle prossime settimane c'è in discussione un provvedimento importante, fortemente voluto dalla Lega, che riguarda la legittima difesa. Lei fa parte in questa maggioranza di governo della Commissione Giustizia. Quali sono le ultime novità che può darci riguardo questo provvedimento? Sì, infatti faccio parte della Commissione Giustizia e proprio lunedì abbiamo fatto la discussione generale in aula alla Camera e quindi appunto conclusa la discussione generale, adesso nel giro della prossima settimana inizieranno l'esame degli emendamenti in aula, quindi il provvedimento sta procedendo, dopodiché finito l'iter alla Camera passerà in ultima lettura al Senato. Sì, benissimo. E invece oggi alla Camera di che cosa si discuterà? Oggi alla Camera avremo la conclusione della votazione sugli emendamenti relativamente all'articolo 71 della Costituzione, quindi a questa modifica sostanzialmente di inserimento di democrazia diretta propositiva relativamente appunto ai referendum. Ecco, perfetto. Dottoressa, per quanto riguarda la sua regione, che è il Veneto, quali sono le ultime novità che può darci? C'è stato un blitz anticamorra negli scorsi giorni in Veneto, giusto? Sì, infatti c'è stato questo blitz, infatti un ringraziamento veramente alle forze dell'ordine e a tutto il pool che ha lavorato per riuscire insomma a trovare e a scovare queste infiltrazioni mafiose. Ovviamente la condanna alla mafia va fatta sempre e comunque indistintamente, quindi veramente le forze dell'ordine hanno fatto un lavoro eccellente, direi. Pronto? Sì, mi sente? Perfetto. Sì. Per quanto riguarda invece l'autonomia, il provvedimento sull'autonomia, questa mattina c'è proprio l'audizione del ministro per l'autonomia Erika Stefani, che poi sentiremo dopo. Quali sono le ultime novità? Beh, allora io ovviamente ho piena fiducia nell'attività che sta facendo, che sta portando avanti il ministro Stefani, e non ho dubbi sul risultato insomma che riuscirà a portare appunto questa richiesta di autonomia in Veneto. Sì. Il procedimento sta andando avanti, è stata depositata la bozza in Consiglio dei Ministri e quindi adesso aspettiamo il governo e dopodiché quando il Parlamento verrà interpellato diremo la nostra. Benissimo. Dottoressa, oggi sul Corriere della Sera c'è un'intervista al ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, che dice: Matteo rischiava ben 10 anni di processo, ma sarebbe finito con la soluzione per quanto riguarda il caso Diciotti. Abbiamo visto negli scorsi giorni che c'è stata la votazione sulla piattaforma Rousseau, che ha detto no, gli iscritti hanno detto no al processo nei confronti del ministro Salvini, poi anche la Giunta per le immunità al Senato ha detto no, adesso la questione è chiusa. Lei che idea si è fatta dall'inizio di questa vicenda? È fuori di dubbio, fuori discussione che il ministro degli interni abbia agito per quello che per il bene del paese, quindi nell'interesse comune della nazione. Quindi insomma dal mio punto di vista era indiscutibile che la giunta dovesse emettere il provvedimento che poi effettivamente ha emesso, e quindi comunque era un'azione di governo, quindi non un'azione, voglio dire, privata del singolo ministro, della singola persona.
Sì, per quanto riguarda invece la politica degli sgomberi del ministro Salvini, ieri il ministro ha scritto su Facebook: le ruspe hanno abbattuto una decina di immobili della baraccopoli di Borgo Mezzanone in provincia di Foggia, teatro di attività illecite e dove si rifugiavano senza tetto, spacciatori, tossicodipendenti e clandestini. Lei che ne pensa della politica di sgomberi del ministro Salvini? Ma dico, per fortuna qualcuno ha iniziato a farla, quindi ovviamente c'è il massimo appoggio da parte mia tutta l'attività che sta facendo ovviamente il ministro Salvini, e quindi che continui in tal senso. Ecco, benissimo. Per quanto riguarda invece le elezioni in Sardegna del 24 febbraio, ho visto dalla sua pagina Facebook che lei con alcuni onorevoli è stata in Sardegna, giusto? Sì, sono stata a nord della Sardegna, nella zona di Alghero, e devo dire che c'è voglia di cambiamento, c'è tanta voglia di cambiamento parlando con la gente, e quindi veramente io faccio un in bocca al lupo a tutti, alla Sardegna, e invito tutti i cittadini ad andare a votare il 24 febbraio. Ecco, ci andrà un'altra volta in Sardegna questa settimana o no? No, non riesco ad andare questa settimana perché ci sono anche gli impegni sul territorio, quindi in Veneto. Benissimo. Un'altra importante data è quella del 26 maggio per quanto riguarda le elezioni europee. Ieri si è parlato di un gruppo unico, Movimento 5 Stelle Lega, poi lo stesso Salvini ha detto nessun gruppo unico. Lei che alleanze, che strategie intravede per questo grande evento? Ma guardi, ovviamente le strategie deve sceglierle e le farà indiscutibilmente il nostro segretario federale, che è appunto Matteo Salvini, quindi le decisioni spettano a lui. È ovvio che le elezioni europee sono veramente un giro di boa, e io auspico che ci sia un grandissimo risultato per la Lega, indipendentemente da qualsiasi alleanza o coalizione. Ecco, benissimo. Allora, onorevole, so che lei deve lasciarci, grazie mille per essere stata qui con noi in questa mattina, ci risentiamo presto, buona giornata e buon lavoro. Grazie mille a lei e una buona giornata a tutti gli ascoltatori. Alla prossima. Grazie mille. Allora andiamo a guardare ultime notizie. Sulla TAV interviene il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che dice rivedere i costi ma avanti. Voto di scambio, dice Renzi e PD non sanno più a cosa attaccarsi. Il ministro Salvini dice l'obiettivo è rivedere il progetto, risparmiare dove si può risparmiare e andare avanti. Lo ha detto proprio il vice premier Matteo Salvini sulla TAV al suo arrivo questa mattina a Iglesias per un incontro elettorale in vista delle regionali di domenica prossima in Sardegna. E sull'accusa di voto di scambio mossa da Matteo Renzi, il leader della Lega ribatte Renzi e il PD mi fanno tenerezza, non sanno più a cosa attaccarsi, non commento, non perdo tempo a commentare le sciocchezze del PD. Un'altra notizia che riguarda la Siria, oggi fine evacuazione degli jihadisti, vediamo di cosa si tratta. Le forze curdo-siriane hanno affermato all'ANSA che è prevista per oggi la fine dell'evacuazione di miliziani dell'ISIS e di civili dalla pianura di Baquts nella Siria sud-orientale, ultimo fazzoletto di terra formalmente ancora in mano agli jihadisti. E poi c'è un'altra notizia che riguarda una notizia appunto di cronaca, un maxi tamponamento per nebbia, è stata chiusa la A1, traffico deviato fra Milano Sud e Piacenza. L'autostrada del Sole è chiusa nel tratto fra Milano Sud e Basso Lodigiano in entrambe le direzioni a causa di una serie di tamponamenti dovuti alla densa nebbia. Gli incidenti che hanno coinvolto una dozzina di mezzi, incluso un tir, si sono verificati in direzione
direzione sud in direzione Bologna, quindi fra Casal Pusterlengo e il Basso Lodigiano, nuovo nome del Casello Piacenza Nord. Chi proviene da Milano è fatto uscire sulla tangenziale est esterna. In direzione nord invece il traffico è dirottato all'altezza di Piacenza sulla 21 Torino-Brescia. Sempre dalle ultime notizie, sulla Corea del Nord si pronuncia il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dice non c'entro nulla, è una questione di ambasciate, chiedete al Ministero degli Esteri. Chiedetelo al Ministero degli Esteri, è una questione di ambasciate, io non ne sapevo nulla, non c'entro nulla, così il ministro Matteo Salvini ha risposto a Radio Anch'io ad una domanda sulla vicenda della figlia dell'ex ambasciatore nordcoreano a Roma, che è stata rimpatriata dopo la diserzione dei genitori. Il ministro ha sottolineato che non andrà dunque a riferire sulla vicenda in Parlamento, come chiesto da diversi esponenti dei 5 Stelle. Se c'è una ragazza che è voluta tornare dai nonni nel suo paese, ha detto, ha preso un aereo di linea arrivando tranquillamente in aeroporto, superando i controlli di polizia e facendo il check-in senza dire nulla. Cosa c'entra il ministro dell'Interno? Dice il ministro Salvini, dunque è un problema di rapporto tra ambasciate e la questione va posta al ministro degli Esteri. Io vado a riferire su quello che di mia competenza e di mia conoscenza, ha concluso Salvini. Qui non ne sapevo un accidente e non c'entravo un accidente. Cosa vado a riferire? Allora, adesso sentiamo l'audizione del ministro Erika Stefani di questa mattina e poi ritorniamo subito dopo in diretta. Si usa la stessa indicazione che è su questa, sul 116 terzo comma e sull'articolo 8 della Costituzione sulle confessioni religiose. Pare che siano cose anche un po' diverse, però sono gli unici due casi. E poi l'approvazione con la legge, con la maggioranza assoluta dei componenti. Ma non è che è spiegato come fai, come la costruisci, cioè ti devi spostare e utilizzare quello che hai, che è solo diciamo che è poco, ma c'è la Costituzione, hai tutto l'apparato della Costituzione e cerchi su questo di creare un percorso. E vi dico, non è facile. Non è facile perché non è che al di fuori delle aule, non dico parlamentari, ma anche dei corridoi ministeriali, non è che ci sia quel dibattito di costruzione magari in dottrina o anche di cosa si intende per intesa, cosa ci deve essere dentro l'intesa, come fai a arrivare all'intesa. Per cui per certi versi strutturi un meccanismo, ed è per quello che secondo me infatti è importantissimo che oggi ci vediamo, proprio perché adesso il percorso è un percorso condiviso, che deve essere condiviso. Ad oggi, anche per spiegare bene quello che si è fatto, io ho avuto circa una novantina di incontri fra chi e chi, fra tre parti, cioè hai il Ministero di competenza riguardo della competenza richiesta dalla Regione, la Regione, io medesima, e ti trovi con queste parti a cercare di costruire un punto di incontro, perché tanti mesi ci sono anche voluti per capire non solo ciò che si vuole fare, ma ciò che si può fare. E anche questo è un passaggio non da poco. È materia, la competenza concorrente che noi conosciamo del 117 è materia dove già oggi si può legiferare Stato-Regione. Ma dire quale competenza che magari può essere richiesta da una regione sia effettivamente fra quelle competenze non è neanche così immediato. Se uno parla, ad esempio, io lo dico perché magari può sembrare quello più banale ed è quello su quale magari non c'è, sono sicuro di non toccare magari temi anche politici. Cos'è l'organizzazione della giustizia di pace? Cioè ci abbiamo pensato un bel po' a prendere, a chiedere pareri, a verificare, ma l'organizzazione della giustizia di pace sono anche gli stessi giudici di pace, cioè i giudici onorari.
uno prende la falsariga, magari erroneamente cerca di ispirarsi alle leggi, agli statuti speciali. Gli statuti speciali, proprio perché sono degli statuti speciali e hanno lo statuto speciale a rango costituzionale, può porsi nello stesso, virgolette, nello stesso grado della Costituzione. Ma se io faccio i concorsi dico una stupidaggine, no? Io faccio la nomina dei giudici di pace o la regione, è forse ordinamento? Rientra in materia ordinamentale. Ordinamentale è un potere esclusivo dello Stato, è competenza esclusiva dello Stato. Per cui su questo abbiamo dovuto farlo su tutte le materie, su ogni richiesta. Per cui adesso arriviamo con un testo sul quale ci sono dei nodi politici, e sui nodi politici devono essere risolti, e devono essere risolti anche in confronto con il Parlamento. Io ho visto che fra le richieste che sono state fatte di audizione oggi mi chiedono lo stato di attuazione della legge 42. È ovvio che è più adatto una figura che proviene dal MEF oggi forse a dare una risposta più corretta. Io ho comunque preparato uno scritto che poi, se riterrete, io lo lascio anche agli atti, però magari per fare un cappello introduttivo, perché alcune tematiche, poi alcuni termini vengono ripercorsi. Quindi noi sappiamo, voi sapete meglio di me, che la legge, la 42, che reca quindi i principi, i criteri direttivi per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, ha delineato un nuovo assetto di rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo questo sul superamento del sistema di finanza derivata. E non stiamo dicendo una cosa banale, e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrate e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto di principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. Questi sono dei principi che devono essere fermi, e si capisce come mai poi la parte economico-finanziaria dell'autonomia differenziata ha un certo sviluppo, che non è che ti puoi inventare tante strade, o hai quella o hai forse anche quella. Quindi le regioni dispongono anche di entrate proprie. Una grande novità della legge 42 è di aver introdotto il principio di territorialità, che quindi dovrà regolare la modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge statale e delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali. Sottolineo le compartecipazioni perché poi sarà un tema che poi riprendiamo. Quindi si dovrà tener conto del luogo di consumo, localizzazione dei cespiti, luogo di prestazione del lavoro, residenza del percettore, eccetera. Fiscalità e federalismo municipale io lo passo, ma lo lascio qui, io ho fatto comunque un appunto. Allora, quindi uno degli aspetti qualificanti di questo assetto, quindi della legge della 42, è la fiscalità regionale, ed è rappresentato dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali alle regioni e alle province, che questo principio quindi il legislatore delegato individua come una tappa obbligata per l'attuazione del federalismo. Quindi facciamo un esempio. In conseguenza quindi di un impianto, ad esempio l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF deve essere rideterminata in modo da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi. Se pensate, è una logica. Ciò che prima ti passava, scusatemi l'espressione magari un po' da mercato, forse diciamo colloquiale, tutto ciò che prima ti passava da trasferimento dallo Stato, tu lo puoi trattenere, virgolette, dal territorio a monte. Quindi sono termini che noi sentiremo di nuovo nel parlare di autonomia. Allora, un quadro normativo di riferimento di finanza degli enti territoriali è di particolare attenzione riguardo alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per le funzioni essenziali delle regioni, per le funzioni fondamentali degli enti locali. Passaggio anche questo importantissimo. La Costituzione assegna alla legislazione esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Voi sapete che in realtà questo principio è stato declinato allo stato attuale in modo, chiamiamolo, compiuto in ambito sanitario con il decreto legislativo 68 del 2011, quindi non è che stiamo parlando di millenni fa, all'interno di un vincolo macroeconomico di finanziamento già predeterminato, di un riparto che non tiene conto dei costi standard ma utilizza la media pro capite pesata del costo registrato dalle regioni benchmark.
per giungere quindi a un riparto finale dove la quota di ciascuna regione è pari alla sua quota di popolazione pesata per età. Tutto materia, riconosco che è di una particolare complessità. Io ho fatto l'avvocato cercando di fare il liceo classico per non fare matematica, e parlare di conti, qualcosa già crea sempre un po' di difficoltà, ma riesco a sbagliarmi ancora le fatture. Stai ascoltando Radio Padania Libera. La tua radio. La tua voce libera, senza filtri né censura. Diamo voce alla nostra gente. In studio abbiamo in collegamento il governatore della regione Lombardia, il presidente Attilio Fontana. Buongiorno Presidente, benvenuto. Ma passiamo a dire che è abbastanza sconvolgente quello che si legge sui giornali, quello che si sente nelle varie trasmissioni. Sconvolgente perché purtroppo si stanno facendo delle affermazioni che sono assolutamente prive di senso, infondate, esatto, senza un fondamento né giuridico né fattuale. Ciò detto, noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada. Credo che, come ho ripetuto nei giorni scorsi, ci siano due fatti estremamente positivi. Il primo fatto è che finalmente abbiamo un testo base, abbiamo un testo che comprende tutte le nostre richieste, che comprende tutte le competenze che noi chiediamo ci vengano trasferite. Su questo testo base ci sono ancora degli elementi di discussione. Ci sono alcuni punti in cui noi chiediamo e alcuni ministeri non vogliono dare, però credo che sia nella logica delle cose, sia normale che quando si deve fare una trattativa ci possano essere delle questioni sulle quali non si sia tanto d'accordo. La cosa importante è che però c'è adesso un testo, c'è una base sulla quale discutere, c'è un impianto sul quale siamo in gran parte d'accordo. Quindi questa credo che sia la cosa più importante e più rilevante. La seconda cosa, che era forse l'argomento sul quale si rischiava di trovare più difficoltà, era il metodo attraverso il quale finanziare queste competenze che noi andremo a fare al posto dello Stato. Anche su questo punto c'è stato un accordo sul MEF, quindi direi che siamo in un momento delicato, perché quando si deve concludere un affare o un accordo è sempre difficile, gli ultimi momenti sono sempre quelli più complicati, però io credo che si sia ormai giunti ad un punto molto molto importante, e credo che sia veramente un momento storico per questo paese, perché l'ho detto, lo ripeto, lo ripeterò, questa autonomia è un modo nuovo di pensare, di considerare l'organizzazione dello Stato, che porterà un vantaggio a quei territori che la chiederanno, porterà un vantaggio a tutto lo Stato, a tutto il Paese, a tutta l'Italia. Io sono assolutamente convinto che quando si vedranno direttamente i vantaggi, tutti i territori inizieranno a chiedere l'autonomia. Già adesso molti, sulla base della nostra iniziativa, molte altre regioni hanno già fatto domanda. Io sono convinto che alla fine si genererà un'organizzazione statuale più efficiente, migliore, più veloce, che dà risposte migliori ai nostri cittadini e che fa risparmiare anche tante risorse economiche. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL, abbiamo due ospiti oggi, abbiamo il direttore Giulio Cainarca che è rimasto con noi, Antonio. E poi abbiamo al telefono un altro amico di RPL, il giornalista della Verità Fabio Amendolara. Buongiorno. Ciao Fabio. Buongiorno, ciao Giulio. Ciao Fabio, sempre un piacere sentirti.
Allora, Fabio, tu ti sei occupato da anni della vicenda del Giglio tragico, così come voi scrivete sulla Verità. Oggi scrivi un articolo che riguarda Lady Leopolda, che incastra la famiglia. Tu scrivi: mi chiesero di fare da prestanome, poi dici l'ex regista delle Kermesse renziane afferma non conoscevo gli altri soci della Coop. Ci puoi spiegare un po' quali sono gli ultimi sviluppi di questa vicenda? Sì, intanto dobbiamo fare una premessa, e cioè diciamo, è una storia che abbiamo raccontato veramente quasi in solitudine sin dall'inizio, perché tutte le faccende che riguardavano i mitici Babbo Renzi e sua moglie sugli altri giornali finivano o relegati in qualche trafiletto quando andava bene, oppure censurati assolutamente. Addirittura c'erano delle situazioni in cui si cercava di andare a smentire o a sminuire quelle che erano le notizie che invece trovavamo. E che cosa raccontavamo? Raccontavamo già ormai dal 2017, insomma da un bel po' di tempo fa, da quando sono partite queste storie, che attorno alla galassia dei genitori di Matteo Renzi, che in quel momento era anche il premier, quindi c'era tutto l'interesse a raccontare le faccende della sua famiglia, attorno a questa galassia c'erano delle situazioni che in quel momento ci sembravano torbide e che oggi possiamo definire, così come fa la procura, degli illeciti. Tra questi illeciti ci sono delle distrazioni di fondi, delle bancarotte fraudolente, dei fallimenti pilotati, con evasione fiscale, fatturazioni false, eccetera. Sono tutte questioni che abbiamo raccontato con lo strumento del giornalismo investigativo prima che arrivassero le procure. Oggi in effetti sono questioni che noi della Verità e i nostri lettori conosciamo bene, e che i nostri lettori conoscono bene, proprio perché non sono arrivate così come un fulmine a ciel sereno. Ecco, anche quella che noi chiamiamo Lady Leopolda, che riguarda l'articolo di oggi, per i lettori della Verità non è un personaggio sconosciuto. Lilian Mammoliti. Infatti Lilian Mammoliti noi l'abbiamo raccontata veramente in tutte le salse, soprattutto il collega Giacomo Amadori ha fatto paginate su questo personaggio che fa parte della galassia dei Renzi. Per molti altri, anche per i cronisti, magari un personaggio, quando hanno letto lì il nome tra i prestanomi di Babbo Renzi e delle società di Babbo Renzi, magari era un nome tra i tanti che non diceva nulla, come anche quello dell'altro personaggio che racconto nell'articolo di oggi, e cioè il lavapiatti ex titolare di un bar a Milano, che è diventato il prestanome dei Renzi nel momento del fallimento della società Delivery. Quindi noi l'avevamo già intervistato, la Verità aveva raccontato le stesse cose che mesi dopo ha raccontato poi in una procura. Fabio, ti chiedo, da cronista giudiziario esperto quale sei, ne hai viste tante, ne hai raccontate tante, nella maniera più spassionata e lasciando perdere la coloritura politica ovviamente, questa storia dei genitori di Renzi a te cosa ti dice da cronista esperto, appunto? Cioè che tipo di roba viene fuori? Intanto ne viene fuori un quadro abbastanza complicato anche per le procure che lo devono ricostruire. Intanto si muovono, diciamo, su un piano in cui ci sono mole di documenti incredibili, perché vanno controllati i conti bancari, vanno controllati i bilanci, vanno controllate le fatture una per una, e quindi la mole di documentazione da esaminare è enorme. Ci sono poi i testimoni da sentire, cioè un'inchiesta giudiziaria complicata, che però, diciamo, devo dire, dobbiamo dare atto alla Procura di Firenze in questo caso di essere andata anche abbastanza spedita nella fase dell'indagine. Poi devo dire che noi l'abbiamo sottolineato il primo giorno, nella fase dell'esecuzione della misura abbiamo notato qualcosa di strano, l'abbiamo sottolineato, cioè la richiesta di misure cautelari arriva al GIP un bel po' di tempo fa, e il GIP poi la firma dopo un po' di tempo e poi viene eseguita ancora dopo altro tempo.
Questo di solito una misura viene firmata ed eseguita in giornata o al massimo nel giorno. Qui passano mesi. Sì, in questo caso sono passati dei mesi, ma comunque ci sarà una ragione dietro questa scelta della magistratura. Al momento, diciamo, è una curiosità giornalistica che ci siamo posti, l'abbiamo messa lì e alla quale cercheremo di dare una risposta. Ecco, a proposito di tempistica, no? Renzi figlio dice la tempistica è sospetta, perché qui hanno coperto la storia di Salvini, dei 5 Stelle, della Diciotti, con questa storia qua. Maurizio Belpietro ha già scritto l'altro giorno un editoriale molto chiaro, dice non hanno coperto proprio nulla perché della vicenda di Salvini si è parlato e straparlato, no? Infatti oltretutto questa dei Renzi magari è finita con dei titoli più grandi su alcuni giornali, ma su la maggior parte dei quotidiani italiani ha mantenuto, come dire, è rimasta tra i titoli maggiori, il caso Diciotti. A proposito invece, prima che mi dimentichi, scusami se ti interrompo Fabio, però di queste società beneficiarie, se non ho capito male, il succo è questi signori, papà e mamma di Renzi, diciamo, nella loro allegra gestione di affari, per risparmiare sulle tasse, per non pagare tasse, per non pagare contributi ai lavoratori. Vedi il caso di quel variopinto personaggio nigeriano, variopinto quanto vestito, perché mi sembra di aver visto la foto l'altro giorno proprio sulla Verità, no? Che è un nigeriano, Evans Omoigui, che aveva anche protestato in maniera diciamo scenografica, no? Per avere i suoi soldi, perché gli venivano dei soldi e papà Renzi non glieli voleva dare, di contributi eccetera. Allora, per risparmiare sui contributi, per non pagare le tasse, per tenere sana la società di famiglia, si sono inventati un po' di marchingegni societari vari, no? Quindi questo è anche perché ci sono delle sentenze già su queste cose, cioè i tribunali si sono già espressi sul fatto che Babbo Renzi non pagava. Il bello però è che il figlio Renzi, questo l'hanno ricordato un po' in meno, il figlio Renzi però era dipendente di questa società e gli abbiamo pagato anche i contributi figurativi. È veramente qualcosa di simpatico. I contributi figurativi per 10 anni, giusto? Questo è forte, diventa manager, diciamo, ai vertici della società con un contratto da dirigente nel momento in cui diventa presidente della provincia. Quindi che cosa accade? Che da quel momento in cui viene assunto in poi, per quegli anni, non è stato Babbo Renzi a pagargli i contributi della sua azienda, li abbiamo pagati noi. Quindi se non è di interesse pubblico questo appunto, diciamo, in capo a una società la quale era, diciamo così, tenuta in piedi grazie a questi artifizi, secondo la procura, illegali. Certo, quindi non possiamo dire però andate a raccontare cose di una famiglia che andiamo a raccontare cose di una famiglia che ha attinto, diciamo, anche alle nostre tasche, diciamo così. Assolutamente sì. Questo è divertente, ma non è che l'abbiano fatto notare in tanti. Sì. Mentre invece ha un suo rilievo questa cosa qua. Assolutamente, ha un enorme rilievo pubblico, è interesse pubblico su questa inchiesta giornalistica che abbiamo fatto e che ora è diventata anche un'inchiesta giudiziaria, è innegabile. Ma il povero Omoigui che fine ha fatto? Il nigeriano che reclamava giustamente ciò che gli era dovuto. Ma poverino, lui ha addirittura, diciamo, dei titoli per lamentarsi e per dire mi dovete i miei soldi, però quelle sentenze, quelle decisioni non vengono rispettate. E Babbo Tiziano, diciamo, accogliente il figlio, accogliente il padre, però finché riguarda qualcun altro, diciamo, non la sua società. Assolutamente sì, è proprio così. È interessante anche questo. Allora Fabio, quindi continuerai a seguire i prossimi sviluppi di questa vicenda, ma come può incidere la vicenda dei genitori di Renzi sullo stesso Renzi in questi giorni? Lo stiamo già vedendo, mi sembra, no? Io credo che adesso Renzi sia in una situazione davvero di grande difficoltà. Oltretutto ci sono pure delle coincidenze strane, oggi ne segnalavo una, perché la Lady Leopolda fa parte, diciamo, di una società che ha seguito tutta un po' le campagne elettorali di Renzi, ha organizzato la Leopolda eccetera, e stranamente la coincidenza è che questa società è cresciuta, diciamo, quando Renzi ha cominciato a muovere i primi passi da sindaco di Firenze, ha cominciato parallelamente la società a lavorare per le partecipate del comune di Firenze,
poi segue la Leopoldo, eccetera. Poi coincidenza stranissima è che il giorno in cui Renzi si dimette, signora Mammoliti va in procura e racconta e scarica i Renzi e racconta tutto quello che è. Quindi diciamo le due storie, quella della società di comunicazione e la vita di Renzi, la vita politica di Renzi, viaggiano parallelamente per una stranissima coincidenza sugli stessi binari, cioè Renzi cresce la società, Renzi cade e diciamo la società addirittura scarica la famiglia Renzi. Peraltro le vicende giudiziarie dei coniugi Renzi non sono soltanto a Firenze, no? Ci sono altre diciamo, appuntamenti in tribunale. Assolutamente sì, ce ne sono proprio a breve, a fine febbraio c'è un'udienza a Cuneo dove diciamo coinvolta la mamma di Renzi, sempre per questioni di reati societari. E invece a marzo, coincidenza ancora una volta, il giorno esattamente lo stesso giorno in cui Renzi perde le elezioni, c'è un'altra udienza importante di un procedimento, questa volta a Genova, se non sbaglio. Ecco, da cronista giudiziario, rapidamente Fabio, prima di salutarci, allora, la questione l'avete già affrontata, però la questione della necessità o meno di questi arresti domiciliari, punto primo, perché tanti insomma hanno detto no, non c'era motivo, i garantisti diciamo quelli più doc, no? Autoritenentesi doc o DOCG, hanno detto che non c'erano gli estremi, che è una misura troppo violenta, eccetera, eccetera. Qualcun altro invece oggi ha commentato, oggi sul giornale, mi sembra della Segna Stampa, ho visto un commento di un collega che diceva ma questi sono arresti domiciliari molto molto strani, perché questi parlano con tutti, non hanno limiti di comunicazione, eccetera, eccetera. Certo, perché diciamo i Renzi non è che sono considerati pericolosi socialmente, semplicemente societariamente magari. Societariamente sono pericolosi. I magistrati hanno detto possono continuare, possono reiterare. Allora diciamo anche io mi sento un garantista doc, ma in questo caso era inevitabile, cioè se in modo seriale tutte le tue società fanno quella fine e se hai in atto ancora altre situazioni di quel tipo, e allora nonostante io abbia acquisito tutta la documentazione, quindi riesca a provare quello che sto affermando, quindi la procura potrà dire ho già tutto in mano per portarvi a processo, però se mentre ho già tutto in mano per portarvi a processo ho scoperto che potete rifarlo e vi devo fermare in qualche modo. Certo. Questo non esclude che voi possiate parlare con l'Universo Mondo, affacciarvi sul balcone, fare post su Facebook, anzi secondo me è anche positivo che lo si consenta, no? Perché così capiamo meglio anche chi sono. Assolutamente sì. Comunque, grazie allora Fabio come al solito. Grazie. Antonio, non so se ci sono altre domande da parte tua. Fabio, quindi ti occuperai ancora di questo? Cos'altro stai scrivendo per i prossimi giorni? Guarda, sicuramente per un po' terrà banco questa vicenda dei Renzi, anche perché nelle carte ogni volta che le andiamo a rileggere salta fuori qualche particolare che ci apre dei mondi. Noi cronisti di giudiziaria siamo fatti un po' così, magari a una prima lettura diamo la notizia e vi raccontiamo il giorno seguente quello che è capitato che diciamo i magistrati, quello che racconta l'inchiesta, poi ci andiamo a scavare dentro, facciamo un'inchiesta giornalistica sull'inchiesta giudiziaria e allora lì si aprono altri portoni e quindi basta magari incrociare qualche dato e di notizie ne saltano fuori davvero parecchie. Fabio, poi ti sei occupato anche dei criminali più pericolosi che sono nel nostro paese. Chi sono questi criminali, così come tu hai scritto? È un bell'articolo molto interessante dell'altro giorno, l'abbiamo citato in rassegna stampa l'altro giorno, l'Italia è il rifugio prediletto dei latitanti stranieri. Ci sono dei dati interessanti, tra i quali il 40% dei romeni che hanno addosso un mandato di cattura sono in Italia. E altri dati numerosi, ma è una paginata molto ricca quella che hai fatto l'altro giorno, Fabio. Allora, un po' mi sono imbattuto un po' per caso, diciamo, in quello che poi è diventato questo dossier che abbiamo pubblicato su Panorama. È uscita fuori anche per me, che ci sono delle situazioni che mi hanno incuriosito molto. Intanto questa dei rumeni che preferiscono insomma proprio il nostro paese. Poi c'è un latitante pericolosissimo
che è considerato il secondo Ivan il Russo, un certo O'Brien, che è segnalato tra i latitanti più pericolosi d'Europa, che ha massacrato un ragazzo in un pub e poi è riuscito a fuggire. Siccome si nasconde con nomi italiani, nome e cognome italiano, e ha dei documenti falsi italiani, tutte le polizie europee ritengano che sia nascosto nel nostro paese. Ma insieme a questo personaggio c'è di tutto, ci sono terroristi, jihadisti, albanesi, mafiosi, ma insomma criminali di tutto il mondo, peruviani, trafficanti di droga. Cioè il secondo Pablo Escobar aveva deciso, un peruviano che trafficava tonnellate, aveva deciso di passare la sua latitanza in Italia. Riusciamo a capire anche perché diciamo, i nostri tribunali di sorveglianza, tanto le carceri sono, diciamo, abbastanza accoglienti, che ne possono dire, insomma, i radicali, però se i latitanti del mondo scelgono l'Italia per la loro latitanza, ci sarà una ragione, un po' perché riescono ad avere delle coperture, riescono a restare nascosti, ma poi c'è l'altra faccia della medaglia, è che se vengono arrestati non è proprio tutto questa situazione tragica. Intanto trovano delle carceri che non sono proprio male, e poi c'è un tribunale di sorveglianza a cui possono rivolgersi per ottenere dopo un po' di tempo la possibilità di finire, che ne so, i domiciliari, oppure per fare la sorveglianza speciale, la libera uscita, magari rientrare soltanto a dormire in carcere. Con questi meccanismi qualcuno è riuscito a scappare. C'è un tunisino indicato come un assassino, un pericolosissimo criminale, che era detenuto per omicidio e che durante la libertà vigilata è diventato uccel di bosco, e ancora lo stanno cercando nel nostro paese. Bene, allora grazie a Fabio Amendolara, buon lavoro Fabio, grazie ancora. Grazie a voi. Ti continueremo a leggere sulla Verità e su Panorama, dove c'è il dossier sui criminali stranieri in Italia. Ok, allora ciao Fabio, buona giornata e buon lavoro. Con noi ciao Fabio, con noi al telefono in questo momento ci ha raggiunto l'onorevole Marco Maggioni. Buongiorno onorevole. Pronto? Sì. Buongiorno onorevole, come va? Come va? Bene, che si dice alla Camera dei Deputati? Quali sono le ultime novità? Ma si dicono tante cose che spesso sono dettate dai giornali, che dovendo vendere spesso si inventano anche un po' di notizie. No, stiamo ultimando la discussione sulla riforma costituzionale dei referendum, inserendo quindi referendum propositivi, così come da contratto di governo, sì. E successivamente, se ci sarà spazio oggi, passeremo all'analisi delle mozioni sulla TAV, ecco, sotto il Nolione. Quindi queste sono le ultime novità. Per quanto riguarda invece il caso Diciotti, ormai concluso, lei che idea si è fatto dall'inizio di questa vicenda? Oggi c'è un'intervista al Ministro per la Pubblica Amministrazione, Giulio Bongiorno, che dice di aver consigliato il Ministro Salvini proprio ad usufruire dell'immunità. Sì, penso che sia stata un'operazione politica per mettere in difficoltà il governo. Fin da subito era stata anche richiesta l'archiviazione da parte del PM, mentre invece poi il Tribunale ha voluto comunque procedere. Anche qui sono paventati scontri, sono paventate situazioni estreme all'interno del governo e della maggioranza. Poi, come abbiamo visto, nella realtà concreta dei fatti è stata presa una posizione che è di assoluto e totale buonsenso. Quella sì. non era una situazione che coinvolgeva Matteo Salvini come persona, ma che lo coinvolgeva come ministro, e quindi lui, avendo agito come ministro, era naturale che ci fossero tutte le coperture del caso. Quindi direi che si è conclusa e si sta concludendo
manca ancora il voto ufficiale in aula, ma si sta concludendo nel migliore dei modi. Ecco, come sta andando il provvedimento economico quota 100 ed anche il reddito di cittadinanza? Abbiamo visto ieri che è stato nominato all'INPS Pasquale Tridico come presidente. Quali sono le ultime novità che può darci su queste due misure? Le misure sono al Senato, quindi il cosiddetto decretone è all'analisi delle commissioni del Senato, quindi una volta che poi verrà approvato al Senato passerà alla Camera, quindi credo che per fare un'analisi precisa dovremmo aspettare di vedere poi il testo definitivo che esce dalle modifiche delle commissioni. Quindi rimane però il dato politico, che al di là poi di quelli che saranno dettagli dell'articolato, rimane il dato politico, e cioè una riforma Fornero che ci dicevano che non era possibile andare a modificare, che doveva essere la Bibbia in materia previdenziale per i prossimi decenni, e in realtà abbiamo mantenuto i patti e gli impegni presi con gli elettori un anno fa, e abbiamo posto in essere tutta una serie di modifiche che ridanno speranza a quei cittadini che invece si vedevano condannati al lavoro, nell'impossibilità anche di svolgere il ruolo dei nonni, che in un contesto anche di crisi demografica io penso che sia anche un'iniezione di fiducia nel poter vedere il futuro non sul posto di lavoro, ma appunto in un contesto più confortevole e familiare. Benissimo. Lei è stato in Sardegna in questi giorni o ci andrà in questo weekend? Prego? È stato in Sardegna, il 24 febbraio ci sono le elezioni, molti deputati sono stati lì in Sardegna, lei ci è andato o ci andrà? No, io purtroppo non riuscirò ad esserci perché sono impegnato a Roma con un incontro con esponenti di vari parlamenti europei, sia di stati che sono all'interno dell'Unione Europea, sia di stati che sono attualmente ancora fuori, e sono incontri in cui tratteremo svariati temi, in primis le due riunioni multilaterali che faremo in primavera e poi in autunno, e quindi dovendo preparare questo genere di incontri di lavori purtroppo sono trattenuto a Roma. Però molti miei colleghi saranno in Sardegna, questo testimonia la vicinanza dei parlamentari della Lega a qualsiasi territorio sta andando al voto. L'abbiamo fatto in Valle d'Aosta, l'abbiamo fatto in Friuli, l'abbiamo fatto in Abruzzo e lo facciamo in tutte le regioni che vanno al voto. Benissimo, allora grazie mille onorevole per essere stato qui con noi questa mattina, ci risentiamo tra pochissimo, noi ci risentiamo tra pochissimo, le auguro buona giornata. Grazie a voi, grazie. Allora, terminiamo l'audio del ministro Erika Stefani e ci risentiamo tra poco. Quindi la legge, la 42 del 2009, nel definire i principi di finanziamento e di autonomia territoriale ha quindi operato una distinzione fra le spese per le funzioni connesse ai livelli essenziali e quelle relative alle funzioni non fondamentali degli enti. Allora, cos'è fondamentalmente il fabbisogno standard? Che secondo una della definizione che è stata data dalla 42, proprio il primo articolo, parla proprio di questa parte di valorizzare l'efficienza e l'efficacia, e che costituisce quindi l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare le azioni pubbliche. Quindi sulla base quindi di questa indicazione il fabbisogno standard costituisce quindi il livello ottimale di un servizio valutato a costo standard. E partito tutto questo meccanismo si è proceduto a fare si è costituita proprio una pesante e laboriosa banca dati che raccoglie tutte le informazioni che sono state acquisite tramite la somministrazione agli enti locali di questionari. Se voi guardate anche sul sito della SOSE è veramente qualcosa di molto articolato, dove il fabbisogno standard è determinato attraverso degli indicatori. Questi indicatori sono quelli che sono stati previsti oggi per comuni, città metropolitane e province, quindi
E il lavoro fatto oggi sui fabbisogni standard riguarda solo questi enti territoriali, e che passa attraverso, ad esempio, avere delle informazioni su ovviamente dami factum dabo TBUs. Prima bisogna avere una banca dati anche di informazioni, no, che proviene da quel territorio. L'individuazione di modelli organizzativi e livelli quantitativi delle prestazioni. L'individuazione di un modello di stima stesso dei fabbisogni standard su criteri anche di rappresentatività è un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali quindi di migliorarli. Allora, poi c'è tutta una parte relativa alla capacità fiscale come misura delle capacità di prelievo di ciascun ente locale, e io penso che forse voi lo potete spiegare meglio. Io ho sempre qui il testo, ripeto, cerco di economizzare un po' per non andare magari a fare premesse più lunghe delle conclusioni. Per quanto riguarda lo stato di attuazione, per quanto riguarda gli effetti stessi della legge 42, c'è tutto un sistema di perequazione orizzontale, quindi il fondo di solidarietà comunale che è stato istituito questo nel 2003, anche questo non 1000 anni fa, in sostituzione al fondo sperimentale di riequilibrio. A partire dal 2015, a seguito di imposizione dell'ultima tranche dei tagli comunali, è alimentato esclusivamente con una quota predeterminata del gettito standard IMU di competenza comunale. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+, dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Alla Mondoflex sono arrivati i saldi con sconti fino al 60%, ma non solo per reti e materassi, ma anche per divani, letti, poltrone. Non perdete tempo, chi prima arriva meglio acquista, vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. In studio abbiamo in collegamento il governatore della regione Lombardia, il presidente Attilio Fontana. Buongiorno Presidente, benvenuto. Ma passiamo a dire che è abbastanza sconvolgente quello che si legge sui giornali, quello che si sente nelle varie trasmissioni. Sconvolgente perché purtroppo si stanno facendo delle affermazioni che sono assolutamente prive di senso, infondate, senza un fondamento né giuridico né fattuale. Ciò detto, noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada. Credo che, come ho ripetuto nei giorni scorsi, ci siano due fatti estremamente positivi. Il primo fatto è che finalmente abbiamo un testo base, abbiamo un testo che comprende tutte le nostre richieste, che comprende tutte le competenze che noi chiediamo ci vengano trasferite. Su questo testo base ci sono ancora degli elementi di discussione, ci sono alcuni punti che noi chiediamo e alcuni ministeri non vogliono dare, però credo che sia nella logica delle cose, sia normale che quando si deve fare una trattativa ci possano essere delle questioni sulle quali non si sia tanto d'accordo. La cosa importante è che però c'è adesso un testo, c'è una base sulla quale discutere, c'è
un impianto sul quale siamo in gran parte d'accordo. Quindi questa credo che sia la cosa più importante e più rilevante. La seconda cosa, che era forse l'argomento sul quale si rischiava di trovare più difficoltà, era il metodo attraverso il quale finanziare queste competenze che noi andremo a fare al posto dello Stato. Anche su questo punto c'è stato un accordo sul MEF, quindi direi che siamo in un momento delicato, perché quando si deve concludere un affare o un accordo è sempre difficile, gli ultimi momenti sono sempre quelli più complicati, però io credo che si sia ormai giunti ad un punto molto molto importante, e credo che sia veramente un momento storico per questo paese, perché l'ho detto, lo ripeto, lo ripeterò, questa autonomia è un modo nuovo di pensare, di considerare l'organizzazione dello Stato, che porterà un vantaggio a quei territori che la chiederanno, porterà un vantaggio a tutto lo Stato, a tutto il Paese, a tutta l'Italia. Io sono assolutamente convinto che quando si vedranno direttamente i vantaggi, tutti i territori inizieranno a chiedere l'autonomia. Già adesso molti, sulla base della nostra iniziativa, molte altre regioni hanno già fatto domanda. Io sono convinto che alla fine si genererà un'organizzazione statuale più efficiente, migliore, più veloce, che dà risposte migliori ai nostri cittadini e che fa risparmiare anche tante risorse economiche. Rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL, di nuovo un grande buongiorno da Antonio Verna. Abbiamo con noi al telefono, con il consueto appuntamento del giovedì a quest'ora, 11.30, 11.35 più o meno, il deputato della Lega Paolo Tiramani. Ciao Paolo, buongiorno, come stai e come va a Roma? Ciao Antonio, buongiorno a tutti. Siamo sempre in aula a votare questo fantastico referendum costituzionale, è quasi finita, però sei rimasto oggi lì. Per me è una giornata impegnativa, perché all'una abbiamo la commissione vigilanza RAI, audiamo il direttore di Rai 2 Carlo Freccero, molto discusso, e ecco, benissimo, siamo pronti a salire sulle barricate. Ecco, senti, ma proprio di Rai 2 leggevo una notizia che è stato cancellato il programma The Voice. Tu sei a conoscenza di questo, sì? No, allora, lo stato attuale è ancora in bilico. Certo che anche lì c'è molto da dire. In primis sul fatto che Freccero disse che voleva fare un The Voice meno costoso, poi conti alla mano invece costerebbe di più. Ma poi quello che mi ha fatto ridere, per fortuna Fabrizio Stellini, l'amministratore delegato, persona per bene, ha subito bloccato la cosa, i nomi della giuria. I nomi della giuria da rabbrividire, te ne faccio alcuni: Sfera e Basta, Che Pechegno, Morgan, ma soprattutto Elettra Lamborghini. Adesso tu dimmi, Elettra Lamborghini che c'entra con la musica italiana e con The Voice? Quindi insomma c'è tutto da ridiscutere, non c'è una cancellazione definitiva praticamente, no? Ne stanno discutendo, oggi daremo un colpetto finché venga cancellato, comunque rivisto in parte. Sarà parte centrale del mio intervento. Ecco, senti Paolo, poi sei duplicemente famoso perché proprio, se non sbaglio, domenica o lunedì sera, la trasmissione Che Fuori Tempo Che Fa, penso sia lunedì, correggimi se sbaglio. Lunedì. Ecco, lunedì c'è stato il mago Forester che ha mandato in onda con Fazio proprio il tuo intervento alla commissione di vigilanza RAI, dove dicevi che l'unico sketch interessante di Sanremo era proprio quello con il mago Forester, che però era andato in onda troppo tardi. Quindi sei stato contento anche di questo? Ma guarda, io ho preparato un intervento molto compiuto su tutto Sanremo. Devo dire, con alcuni aspetti anche interessanti sul conflitto di interessi. Per esempio, quella stessa commissione è stata ripresa anche da Striscia la Notizia proprio per il conflitto di interessi, quindi c'è stato un passaggio anche su Striscia. E poi
nell'analisi tecnica ho detto quello che pensino molti italiani sul fatto che lo sketch più bello, che era quello del mago Forrest, l'hanno fatto vedere a luna di notte. Cioè, questi hanno fatto un programma con Baglioni, che io simpaticamente ho ribattezzato la mummia perché era impresentabile come presentatore. Molti sketch mal organizzati, una giuria anche lì dove c'era un solo compositore musicale, era Pagani, tutto il resto persone che con la musica italiana proprio non c'entrano nulla, a partire da Peppe Severnini, a partire dalla Pandolfi, che comunque è un'attrice, non so che cosa ne posso sapere di canzoni. Quindi ho fatto un intervento molto sul pezzo, sono contento che Fazio l'abbia ripreso e il Mago Forrest, che è un comico che apprezzo molto, si sia preso una standing ovation. Sì. Senti Paolo, adesso con te vorrei parlare proprio della mania dei telefoni, no? Siamo un paese di telefoni dipendenti, di telefono dipendenti. Questa mattina sulla Verità c'è un articolo carino, dice siamo il terzo paese con più cellulari e nasce in un paesino della Sicilia che precisamente si chiama Balestrate, un paesino di 6.000 anime, proprio un progetto in un parco dove si entra senza cellulari. Poi c'è una proposta della Lega, di una tua collega che è Giorgia Latini, che vieterebbe l'utilizzo del cellulare a scuola. Tu che ne pensi proprio di questa questione qua? Io sono malato di telefono e quindi forse dovrei essere disintossicato prima di essere obiettivo e risponderti. Purtroppo se ne abusa, io sia per lavoro che per politica. Purtroppo mi accorgo anche guidando che spesso non ne faccio un uso corretto, quindi porre dei correttivi legislativi può essere un aiuto, anche se poi questi correttivi spesso si va in contravvenzione, però credo che un correttivo vada posto, quindi tutte le azioni che possono in qualche modo riportare alla normalità e alla socialità, perché poi il problema del telefono è che limita molto anche la socialità tra le persone. Qualsiasi intervento in tal senso secondo me è importante e doveroso, a scuola prima di tutto. Sì, quindi anche in macchina, come dicevi prima. Senti Paolo, per quanto riguarda l'economia, no? Si è parlato nei giorni scorsi, ma se ne riparlerà, così ha detto il ministro Tria, così ha detto il sottosegretario Giorgetti, di una eventuale manovra bis. Secondo te, come la vedi, insomma, questa manovra bis si farà o no? Ma Garavaglia questa mattina ha smentito la manovra bis, ma effettivamente allora il bilancio dello Stato è molto simile a quello del bilancio degli enti locali, e lo dico da sindaco anche del mio paese, cioè non è possibile pensare a una manovra correttiva al mese di febbraio-marzo. Certo che se i numeri in qualche modo non dovessero cambiare, magari a luglio, settembre si può anche parlare di manovra. Oggi non pare essere nelle corde, anche perché abbiamo a bilancio dello Stato 2 miliardi di riserve, quelli si possono attingere per fare delle correzioni senza ripassare dall'aula, quindi ad oggi non la vedo un'ipotesi, credo che sia più un'azione di discredito che le opposizioni stiano facendo a livello mediatico per farci passare per incapaci. Sì, senti Paolo, a livello europeo si era parlato di un gruppo unico Lega Movimento 5 Stelle, poi smentito anche dal ministro Salvini. Cosa tu intravedi? E poi anche per quanto riguarda la Brexit, che sembra una infinità, la soluzione a questa questione. Anche Juncker stamattina dice ancora non ci siamo, non sono ottimista. Cosa ne pensi di questi due temi? Ecco. Beh, allora, sulla prima cosa penso che il Movimento 5 Stelle non abbia ben capito la proposta della Lega che era stata accennata da Borghi. Chiaramente alle elezioni europee ognuno si presenta con il proprio simbolo e ognuno porta avanti la propria politica, e dopo, quando vengono assegnati i seggi, chiaramente ci vuole un numero minimo molto alto, motivo per cui si formano questi gruppi internazionali, e pensare di avere un gruppo di sovranisti potrebbe essere una buona idea. Probabilmente non possono dirlo in questa fase anche il Movimento 5 Stelle. La Lega è il movimento trainante del paese
e cerca di portare avanti le tematiche a favore della sovranità nazionale. Chi ci ama ci segue in qualche modo. La Brexit non ci siamo sicuramente, perché io l'ho già detto anche nella tua trasmissione più volte, la Gran Bretagna ha voluto fare secondo me il passo più lungo della gamba. Matteo Salvini in Italia spesso ha minacciato l'uscita dall'Unione Europea, ma l'ha minacciata al fine di poter contrattare con l'Unione più risorse, più percentuali nel deficit PIL. E invece probabilmente la Gran Bretagna pensava di avere dei benefici maggiori come un'economia locale, invece si è trovata messa all'angolo. Oggi vuole rimontare questa posizione e ritornare in Europa con incertezze politiche e anche dei cittadini che non sono tutti fermamente convinti della stessa cosa, mentre erano convinti 2 anni fa di uscire senza se e senza ma, adesso sono molto spaccati. Sì, senti Paolo, per quanto riguarda l'autonomia è intervenuto anche il presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, che smonta le autonomie regionali, dice c'è un caos normativo, così si aumenta la corruzione, siamo sicuri che le regioni del sud non abbiano proprio nulla da rimetterci. Secondo te come puoi rispondere a queste dichiarazioni? La prima battuta che vorrei fare, non sono mai così diretto, ma dico a Raffaele Cantone che se vuole fare politica si può candidare alle elezioni europee, deve smetterla di contrastare tutte le idee filogovernative solamente perché lui è stato nominato dal PD. Punto primo. Punto secondo, non è così, perché comunque tutte le regioni possono aderire all'autonomia, anche quelle del sud, senza perdere risorse, al limite avere più autonomia nella tassazione locale e introitare ancora più soldi. Quindi non è così, però mi spiace che ci siano persone che ricoprano ruoli istituzionali come lui, che dovrebbe occuparsi solo di anticorruzione, e invece parla di temi non affini al suo incarico. Sì. Senti Paolo, per quanto riguarda invece la TAV, quali sono le ultime novità? Molinari ed Uva hanno preparato insieme un documento che voteremo presumibilmente la settimana prossima, una mozione sulla TAV che rispecchia quello che è il contratto del governo. Da parte della Lega c'è la volontà e l'oggettività a finire l'opera, anche perché lasciare un'opera a metà non ha alcun senso, oltretutto un'opera che anche a livello ambientale porterebbe dei benefici, meno mezzi circolanti, meno consumo di gasolio, meno smog. Sì. Credo che il punto di incontro, che mi pareva in qualche modo già intavolato nei mesi scorsi, era la questione legata al poter utilizzare le risorse che vengono avanzate anche per sviluppare le infrastrutture del sud, come il Movimento 5 Stelle vorrebbe. Sì. Senti Paolo, purtroppo siamo in chiusura, io ti lascio alla Camera nella votazione che, come hai detto tu, dura da tanto tempo. Mortale. Ci risentiamo giovedì prossimo sempre a quest'ora, 11:30, 11:35, ci racconterai dell'audizione di oggi a Carlo Freccero e io ti auguro buona giornata. Ormai sono un ospite fisso tuo, sono molto contento che mi chiamate e quindi a giovedì prossimo, e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Padania. Benissimo, grazie mille a Paolo Tiramani, capogruppo della Commissione Vigilanza RAI. Ci ha raggiunto anche Michele Sodano, deputato del Movimento 5 Stelle, membro in questa maggioranza della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione, intervenuto altre volte qui in radio. Buongiorno, ciao Michele. Sì, infatti, buongiorno, anch'io mi sento come collega del primo ospite fisso, quindi sì, sei intervenuto varie volte. Senti Michele, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza ci sono delle novità, ci puoi raccontare quali sono queste novità? Guarda, sicuramente in questo momento un testo sta per essere emendato, come sappiamo tutti in Senato. Io ogni tanto sento anche il professor Tridico, che è il creatore del reddito di cittadinanza, che appunto mi ha detto che in questi giorni sta lavorando in maniera molto approfondita a tutti i vari emendamenti che possono essere migliorativi, sia a reddito di cittadinanza sia a quota 100. Però questa cosa sta avvenendo in Senato.
ti dico onestamente che aspettiamo stesso alla Camera per capire veramente come sono questi aggiornamenti, perché credo che in questo passa anche un altro passaggio alla Camera per poi ripassare al Senato per l'approvazione definitiva. Però in questo momento non ti so dire esattamente quali sono appunto le novità che hanno introdotto i senatori. Sì, senti Michele, sul caso Diciotti abbiamo visto ci sono stati gli iscritti che hanno votato no al processo Salvini, poi anche la giunta per l'immunità al Senato ha votato no. Che idea ti sei fatto, ecco, di questo risultato? Mi sono fatto un'idea che se ne è parlato moltissimo in televisione, soprattutto nelle opposizioni, per spaccare questo governo. Noi abbiamo dal Partito Democratico a Forza Italia, comunque a tutti i poteri forti di questo paese che vogliono insomma vedere questo governo crollare al più presto. In realtà io credo che molto semplicemente il ragionamento che ho fatto è che l'azione che è stata fatta sul caso Diciotti comunque in ogni caso è stato condiviso da tutto il governo. Vuol dire che se fosse stato un atto da cui Di Maio, Toninelli, Conte avrebbero preso le distanze, allora forse là si poteva dare una responsabilità specifica a Salvini, ma qua abbiamo comunque un governo che ha agito con un fine, che era quello di appunto fare in modo che l'Europa capisse che ci deve dare una mano. Io sono molto contento perché poi tutti gli aiuti chiaramente sono stati dati a quella nave attraccata, c'è stato personale medico, quindi voglio dire, per me comunque la priorità è stata che questa gente comunque sia stata trattata bene in un certo senso. Quindi detto ciò, credo che in questo senso è stato giusto dare fiducia a questo governo, un governo responsabile e che, ripeto, forse se ne sia parlato anche un po' troppo per dire la verità. Sì. Senti Michele, per quanto riguarda le elezioni europee, quali sono le novità che riguardano il Movimento 5 Stelle? Ma le novità sono che naturalmente stiamo cercando di approfondire le nostre relazioni con i nuovi gruppi europei e poi cercare di dare una piega veramente diversa a questa Europa. Io sono qui a Bruxelles in questo momento per altri motivi, ma mi rendo conto di quanto sia la centralità di Bruxelles nel Parlamento europeo, poi nell'economia diciamo europea, no? E qua è importante venire e rilanciare una nuova politica che soprattutto dal punto di vista economico, perché è tutto là che parte, ridia un po' di possibilità ai paesi del sud Europa, l'Italia in primis, perché questo grande rigore che hanno applicato solamente con noi c'è veramente di sotto. E allora io vedo altre nazioni che sono cresciute investendo a deficit e vedo un'Italia che con le riforme di Monti, con le riforme di Renzi ha veramente perso tantissimo. Ripeto sempre che noi siamo l'unico paese in Europa insieme alla Grecia che non è ritornato ai livelli pre-crisi del 2007. Allora l'Unione Europea avrebbe dovuto chiedersi fortemente come è possibile che un paese forte come l'Italia sia rimasto indietro. I politici che abbiamo avuto fino adesso hanno veramente a testa bassa, hanno subito tutto senza poter proporre un'alternativa. Il Movimento 5 Stelle in Europa vuole fare una politica economica seria, di crescita, e vuole sicuramente fare in modo che questa Europa sia più solidale. Perché noi un'Europa la vogliamo sicuramente, però non può essere un'Europa che vede dei paesi andare a 1000 e viceversa invece noi dal 2017 in poi ci siamo solamente impoveriti, no? Quindi così vogliamo anche che le nostre politiche sul lavoro, per esempio adesso noi vogliamo portare in aula il salario minimo garantito. Ci interessa che in Italia un giovane appena laureato o un non giovane, chiunque, possa andare a lavorare e non essere sfruttato, no? Perché cosa è successo viceversa? Che negli altri paesi anche europei dove c'è questo salario minimo del reddito garantito l'economia è più salutare e tanti giovani come anche me poi ad un certo punto si sono trasferiti all'estero, perché tu studi una vita, c'è qualcosa che ti interessa, ti piace, poi vedi che negli altri paesi lo stesso lavoro viene retribuito meglio,
e allora insomma noi dobbiamo fare in modo che in Italia non sia più un posto dove ci sia uno sviluppo, si chiama labor intensive, cioè che si basa sul fatto che gli stipendi sono bassi, ma noi invece dobbiamo puntare su una qualità degli stipendi e su una qualità dei nostri prodotti. E credo che in Europa faremo qualcosa del genere. Senti Michele, tu sei siciliano, precisamente di Agrigento se non sbaglio, no? Sì, ecco, leggo dalla tua pagina Facebook una notizia, tu scrivi: sono vicino al vice sindaco e all'assessore di Porto Empedocle. Che cosa è successo? Se ce lo vuoi raccontare, ecco. Assolutamente sì, è successo che questi comuni da nord a sud che sono in dissesto finanziario hanno delle gravi difficoltà. E allora nello specifico noi per fortuna in legge di bilancio siamo intervenuti per dare un po' di liquidità, un po' di ossigeno a questi enti territoriali. Questi soldi stanno arrivando, ma nel frattempo chiaramente queste nuove amministrazioni che si sono insediate da pochi anni, che hanno ereditato anche degli arretrati, magari nel pagamento delle società dei servizi dei rifiuti, allora quello che è successo è che i dipendenti di questa società con gli stipendi non pagati da un paio di mesi hanno di fatto aggredito il vice sindaco e l'assessore, perché c'è molta tensione sociale. Quindi solidarietà chiaramente a questa amministrazione molto coraggiosa. Sappiamo che in Sicilia bisogna anche mettere un po' una lente di ingrandimento, no? Su come è la gestione dei rifiuti, ma un po' in tutta Italia mi sento di dire, e comunque sicuramente una delle nostre priorità di questo governo è quello di appunto permettere a questi piccoli comuni di avere una liquidità tale per poter erogare tutti i servizi ai cittadini e migliorare la vita delle persone, perché forse fino ad adesso i piccoli comuni sono stati un poco lasciati, abbandonati. Noi anche con una cosa che abbiamo fatto, Porto Empedocle è uno di questi comuni, per esempio, di aver dato questi 400 milioni di euro ai piccoli comuni, ecco, diamo anche una possibilità a questi piccoli comuni sotto i 20.000 abitanti di magari aggiustare una strada, mettere una candaia in una scuola, insomma, sono piccole cose ma necessarie, quindi sicuramente grande supporto ai piccoli comuni. E la violenza naturalmente che è successa a Porto Empedocle è qualcosa da bandire proprio, certo. Benissimo. Michele, grazie mille per essere stato qui con noi questa mattina, ci risentiamo presto, buon lavoro, buona giornata. Ciao caro, ciao, una buona giornata anche a te. Allora, adesso continuiamo a sentire l'audizione del ministro Erika Stefani, noi ci risentiamo alle 13:10 perché dalle 13:10 alle 14, come ogni giovedì, abbiamo una puntata dedicata all'Europa. A tra poco. Per quanto riguarda invece gli effetti proprio di fabbisogni standard, a fronte dell'esigenza di costituire quindi un meccanismo perequativo, la soluzione adottata in Italia, quindi nel nostro paese, fa riferimento al sistema di determinazione dei fabbisogni standard e le capacità fiscali standard, nonché al relativo schema di redistribuzione. L'obiettivo, quello che era stato individuato dal legislatore nel 2009, è quello di assicurare che la distribuzione delle risorse tra i comuni risponda a un criterio capace di garantire l'effettivo fabbisogno, auspicabilmente anche il valore assoluto, per lo svolgimento di funzioni locali in base al confronto tra i fabbisogni e le capacità fiscali standard comunali. Quindi i fabbisogni sono definiti come dei livelli standard della spesa corrente comunale necessari per garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali. I valori che sono stati individuati sono strutturalmente un po' inferiori ai valori della spesa storica, poiché in coerenza con quanto era stato previsto anche dal decreto legislativo il 216 del 2010, i fabbisogni relativi alle funzioni generali di amministrazione, quindi teniamo conto proprio di tutto l'apparato, confluiscono nel calcolo per 70% del proprio valore. Quindi questo riparto perequativo sta sostituendo il sistema dei trasferimenti storici. E quindi, facendo una previsione, a 2021, con la legislazione attuale, il Fondo di solidarietà comunale sarà integralmente ripartito in base quindi ai criteri perequativi.
Io qui ho una parte relativa alle finanze delle regioni a statuto ordinario e sulla finanza delle regioni a statuto straordinario. Penso che sia una cosa abbastanza articolata. In realtà bisognerebbe fare questo passaggio per capire poi come viene strutturato il sistema sul regionalismo differenziato, che è veramente lungo. No, anche perché penso che lasceremo un tempo anche per un po' le domande, un confronto, perché se vengo a parlare da sola sono capace uno legge, scrivo e ve lo mando.